romana di Viamincio, che è stata ristrutturata con i fondi della Regione Autonoma Sardegna e il Comune su progetto della Soprintendenza. È un progetto che era 15 anni che cercavamo di portare avanti. Ci tengo a dirlo perché è stato Rubens il primo a scavarla, il dottor Doriano a scavarla, e per decenni ha cercato fondi per ristrutturarla. In Sardegna, negli ultimi 15 anni, qualsiasi cosa non sia nuragica è veramente difficile, o fenicia anche, diciamo, è veramente difficile da rimettere a posto. Perché? Perché tutti i fondi vanno in quello che viene interpretato come l'orgoglio sardo, cioè la civiltà nuragica o prenuragica. In realtà questa cisterna, che la chiamiamo cisterna romana, l'hanno costruita gli Olbiesi. I romani erano gli Olbiesi. Cioè Roma è lo Stato, ma tutti quelli che lo compongono sono le popolazioni locali che fondamentalmente da millenni portano avanti appunto il territorio. È come se voi non foste sardi perché siete italiani, non ha senso. Oggi scopriremo qualcosa di nuovo che è venuto fuori, come sempre, in archeologia da caso. Nel senso che da sempre l'acquedotto romano era considerato appunto uno solo, rappresentato da tutte quelle vestigia che troverete fino praticamente in Via delle Terme e che qualche anno fa avevamo visto passo passo. E questa era una cisterna che si pensava dovesse rifornire una probabile villa o fattoria da qualche parte qui nell'agro. E quindi oggi invece vi parlerò di tutto quello che è interconnesso, perché ognuna di queste opere fino dentro la città è interconnessa. Insomma, un po' come oggi, no? Io vi ho portato questa stupidissima cosa per dire: voi aprite il miscelatore di casa e avete presente cosa c'è dietro col miscelatore? C'è tutto un ciclo dell'acqua che parte dalle sorgenti, arriva ai punti di raccolta, depurazione, le condotte che portano direttamente in città, ci sono dei punti che servono per di nuovo ripulire le acque, poi inserirle dentro la rete di distribuzione fino a che non esce dal vostro lavandino. Almeno fino al periodo romano le cose potevano essere diverse, ma nel periodo romano le cose non sono cambiate. I romani aprivano il loro miscelatore, perché avevano il miscelatore, acqua calda e acqua fredda, partiva dal punto di sorgente, il punto dove raccoglievano l'acqua, la rete di distribuzione, la pulizia delle acque e via dicendo. È esattamente la stessa cosa, cioè in 2400 anni non è cambiato assolutamente niente. Fino al 1800 addirittura in alcuni casi i romani erano tecnologicamente superiori a noi. Il miscelatore è stato inventato credo tra gli anni 40 e gli anni 50 se non erro, ma avevano tutto il resto, rubinetti, qualsiasi cosa. Chiaro che erano i ricchi, i poveri ovviamente non avevano tutte queste grandi fortune. La città all'inizio aveva solo delle cisterne e dei pozzi cisterna, nel senso che siamo in Sardegna, l'acqua non è tantissima, è vero che ci sono i fiumi, ma i fiumi si inquinano comunque con tutta una serie di operazioni che si possono fare. La città è sopra comunque uno dei cucuzzoli, e come fare ad arrivare l'acqua, soprattutto l'acqua corrente? Non c'erano le cisterne. Io adesso vi faccio vedere solo questa cosina qui, i blu sono alcune delle cisterne che sono state trovate. La più grande è in piazza Margherita, piazza Regina Margherita. Ora è chiusa, prima era stata scavata, aperta, resa fruibile, poi hanno deciso di chiuderla. Quella conteneva 100.000 litri, così all'incirca abbiamo provato a fare un calcolo, e poi c'erano tutta una serie di pozzi che raccoglievano l'acqua piovana, la accumulavano dentro delle cisterne, perché un periodo tipo questo, cioè 6 mesi praticamente con pochissime piogge, poteva rappresentare grossi problemi per una città con tanta popolazione. Questo è andato avanti fino al I secolo d.C. Cioè Olbia è una cosa particolare perché sì è vicinissima all'Italia, ma era una provincia, Corsica e Sardegna, che oltretutto passava da pochi secoli dalla potenza cartaginese, quindi punica, a quella romana. E Olbia rimane fino al I secolo d.C. una città fondamentalmente punica, non ha quello che sono gli edifici fondamentali della romanità. Il foro non c'era le terme, ovviamente non c'era l'acquedotto.
Molto probabilmente proprio in questo periodo qui Nerone, e Atte che ne approfitta, già che sa un po' tutto perché è la concubina di Nerone, quindi dice aspetta, ma deve costruire a Olbia, bene, facciamo una bella fabbrica di laterizi. Italianità pura questa. E infatti riesce a guadagnare tanto da addirittura guadagnarsi anche la fiducia dei cittadini, perché lei sopravvive, Nerone. Lo sappiamo perché l'architrave del Tempio di Cerere è dedicata da lei ed è di epoca Flavia, quindi sopravvive Nerone, proprio perché forse protetta dalla città che gli vuole bene, perché ha fatto tanto. E Nerone cosa decide? Ha già una politica molto importante per le province, soprattutto quelle orientali, dove anche dopo la sua morte qui gli fanno una dannatio memoria, cioè cancellano il suo nome praticamente anche dai monumenti. In Oriente invece è sempre ricordato bene, perché? Perché inizia a creare tutta una serie di infrastrutture che prima non c'erano. È vero che l'Oriente era comunque molto importante, lasciamo perdere chiaramente la Grecia che lui adorava e che quindi era superiore a Atene, una delle più grandi città del mondo antico, ma in molte province lui costruisce gli acquedotti. Costruisce gli acquedotti, quindi se costruisco l'acquedotto costruisco anche le terme, perché le terme hanno bisogno di una quantità di acqua enorme. E se non c'è il foro, perché lì c'erano le agorà, ma è stato facile, il passaggio agorà-foro è molto semplice, ma una città come Olbia, che non ha né una agorà né un foro, deve crearne uno nuovo. Infatti gli scavi che sono stati condotti in passato hanno dimostrato che per costruire il foro che è sul mare, una cosa unica forse, sono state abbattute le mura puniche, per creare lo spazio per questo foro. Ma quando costruisco il foro, che ha fontane monumentali, basiliche e tutto, io devo costruire anche un acquedotto. E l'acquedotto appunto nasce molto probabilmente in questo periodo qui. Ma perché vi dico questo? Perché noi appunto, questo era l'acquedotto che già si conosceva, il primo a citare l'acquedotto addirittura il Fara nel 1500. E poi chiaramente gli studi dei nostri predecessori archeologi, quindi Tamponi, Taramelli, poi Panetta, ci hanno raccontato di tutto quello che è stato trovato fondamentalmente nell'agro, perché l'acquedotto parte da Cabu Abbas, Caput Acque, no? Capo dell'acqua, e che è appunto il punto di partenza dell'acquedotto, e arriva per un miglio romano, quindi 1500 metri sottoterra, 1500 metri sottoterra su archi. Una cosa curiosa, all'incirca è così. E in realtà è un po' più lunga la parte, come vedremo, sotterranea, però sono esattamente un miglio romano l'acquedotto che porta l'acqua fino appunto a dove vi farò vedere. Nella parte sotterranea, diciamo, quindi da qui verso Capo Abbas, sono stati trovati nel tempo tanti spezzoni di acquedotti. Sono fatti con una fondazione praticamente in pietra, sopra dei mattoni triangolari con malta, e poi una malta molto fine chiamata appunto opus igninum copre tutto lo specus, cioè il canale condotto, che veniva ricoperto con una tegola e poi ricoperto di terra. La datazione di questi resti era stata presupposta da Panetta sul fatto che a Cabu Abbas avevano trovato delle tegole con il bollo di Acte, perché essendo una figlina imperiale, cioè un'officina imperiale comunque, le tegole erano bollate. Acte è il proprietario, cioè Acte è la proprietaria, e quindi noi possiamo datare così, ma non sono state trovate sull'acquedotto. Quindi c'è sempre stato questo enorme dubbio, e dubbio che in realtà non è stato mai, anzi è stato, diciamo, svelato con gli scavi in via Nanni, dove il dottor Sanciu, un ex collega, fece degli scavi stratigrafici e alla base dei piloni scoprì che l'acquedotto, quei piloni di via Nanni, erano della fine del secondo secolo d.C., inizio terzo secolo d.C. E quindi si è detto l'acquedotto è di fine secondo e inizio terzo, che è torna anche bene, perché noi stiamo parlando ora di Nerone, ma in quel periodo lì la Sardegna orbitava sotto gli imperatori d'Africa fondamentalmente, quindi era ricca, e questa ricchezza permetteva anche l'erezione di un acquedotto. Nell'82 scavano questa grande cisterna, perché era piena di terra per metà, e giustamente è romana, che cos'è, che cosa non è, vicino all'acquedotto, quindi iniziano a scavarla e vengono fuori delle strutture che ora voi non vedete.
cioè la cisterna come la vedete voi viene svuotata, ma in realtà in questo punto qui dove vedete questi due buchi c'era un pozzo molto profondo, lo vedete qui, mi sono portato un po' di immagini perché è difficile farvi vedere, eccolo qui, e dalla parte opposta invece c'era una vasca in coccio-pesto, questa, che si collegava al condotto, ai condotti che già avevano visto i vecchiardi, come si dicono, cioè là ci sono due condotti interrati che vanno verso Cabo Abbas e che quindi portavano l'acqua qui. Si pensava che ad un certo punto questi due condotti si unissero, oppure altri sospettavano che andassero su due fonti differenti. Questo non lo sapremo mai perché non abbiamo mai seguito i condotti, ce ne sono molti però appunto su a Cabo Abbas. Lì dove c'è quell'elemento accanto a quell'elemento che spunta dal terreno c'è un'altra vasca e poi un peduncolo e non è stato scavato mai oltre. Cioè lo scavo è stato limitato a questo. Quindi si pensò che questa vasca, questa grande struttura fosse di pertinenza di una fattoria con appunto tutto l'agro a coltivazione e fosse praticamente una riserva idrica. Però non si capiva da dove l'acqua arrivasse, tanto che si pensava che potesse essere, ci fosse una chiusa, una valvola che riempisse ogni tanto la cisterna e poi riportasse l'acqua sull'acquedotto. Tutto questo finché, e questa è fortuna, se ne stava parlando prima, proprio nel 2000, sono appena arrivato a Olbia, c'era uno scavo in via Papandrea e l'allora funzionario, caro amico anche Ruben Stagliano, mi disse: ma perché non vai a seguirti lo scavo? Sono usciti dei piloni, piloni d'acquedotto interessante, a me interessa molto l'idraulica. Si arriva lì, si scava e vengono fuori due piloni. Peccato che questi due piloni, faccio vedere qui, non siano allineati. Cioè uno guarda da una parte e l'altro guarda dall'altra, ma soprattutto sono a quote diverse. Cioè se volete avvicinatevi, vedete? Un arco su questi due piloni non ci può stare. Inoltre sono proprio quote differenti, cioè uno è più recente e l'altro è più antico. Com'è possibile? E sono piloni d'acquedotto, non sono basamenti di statue. Ma non è che ce ne sono due? Siccome ero stato in via Canova, dove ci sono quei bellissimi blocchi dell'acquedotto, dello Speco, e avevo visto che c'erano due canali. E Rubens e tanti dicono: no, guarda, molto probabilmente hanno sbagliato. Ecco, io non credo che i romani sbagliassero fino a quel punto. Ho detto: no, ma non è possibile, i romani non fanno errori così grossolani, non costruiscono un acquedotto e poi scoprono di aver sbagliato la pendenza. E questo lo dico perché, a differenza magari di altri, io sono geometra, quindi nasco tecnico e conosco bene come si fanno queste cose. Per sbagliare così sarebbe stato un disastro, avevi già sbagliato da un anno, perché errori di questo genere qui te ne accorgi dopo poco. Sarebbero errori su errori, erano tutti ubriachi. Questo non succedeva, erano molto precisi, soprattutto per l'idraulica, anche perché costruire un acquedotto era costoso, richiedeva manovalanza altamente specializzata, perché sì, vi ho detto, sono stati costruiti da olbiesi, ma almeno un ingegnere molto probabilmente, come vi spiegherò, probabilmente veniva da Pompei, e Pompei era il top per queste cose. Lì hanno inventato la pozzolana da pozzuoli, puteoli, cioè la Campania dal punto di vista architettonico aveva dato tutto ai romani, e quindi portano addirittura un ingegnere molto probabilmente qui, e poi vi spiegherò perché. Un'altra cosa che scopro dopo, perché poi quando iniziano a uscire queste cose chiaramente tra colleghi si parla e dicono: guarda che però sai, effettivamente potresti aver ragione, perché sempre in via Canova, davanti all'ospedale vecchio, quando hanno fatto i giardini hanno trovato dei piloni che però si incontravano doppi. Quindi non solo hanno sbagliato, se mettono due canali uno sopra l'altro, hanno sbagliato le quote, ma addirittura hanno sbagliato anche gli angoli. No, così è troppo. Eccoli qua, i nostri pilastri, questi sono i condotti e questa è la ricostruzione di come dovrebbero essere condotti. Ovviamente sulla base di questo inizia a dire: aspetta un secondo, Rubens, ma non hai approfondito questo? No, perché ero impegnato, giustamente lui ha trovato cose incredibili e non è che ci si può occupare di tutto. Allora ho detto: aspetta, allora vado un po' a rivedere le cose e scopro che il condotto superiore è una tecnica di costruzione completamente diversa, è molto più grezza, non ha mattoni se non di recupero.
in realtà l'acquedotto al terzo si data anche per l'uso del mattone, perché quella che voi vedete qui, questa tessitura a mattoni in lungo, viene chiamata opus vittatum. L'opus vittatum fino a poco tempo fa era considerato tardo, terzo, quarto, quinto secolo d.C., quindi tornava con l'acquedotto. Grazie a Dio abbiamo Pompei. E Pompei ci ha dimostrato che in realtà già nel 62, con il primo addirittura terremoto, costruivano in opus vittatum, ma solo in Campania, perché li sperimentavano. Poi sono stati chiaramente trovati anche a Roma, ma sempre in un ambito estremamente raffinato. Cioè, quando parliamo di Roma parliamo del Caput Mundi, cioè stiamo parlando del top del mondo. Cioè, qualunque archeologo scavi a Roma va a scavar fuori, la considererà sempre provincia, nel senso che fondamentalmente quello che vedi a Roma non lo vedi da altre parti. Io ho scavato da ovunque, ma quello che vedi a Roma veramente lo vedi solo lì. Lì c'è il meglio. Però qui c'è qualcosa che non torna, quindi, ma non è che gli acquedotti sono due? Allora iniziamo a rivedere bene tutto. E quelli che all'inizio anche lo stesso Panetta diceva che erano uguali, cioè li disegna uguali tutti e due con i mattoni triangolari, che potreste vedere, vi faccio anche vedere, anzi. Avevo tirato fuori un pezzo dello speco per rilevarlo, e questo vi fa vedere come è fatto. Dovete tapparvi il naso, purtroppo. E sotto è molto più profondo, ha una fondazione di quasi 70 cm, quindi è bella massiccia, i romani non si sprecavano, e sopra appunto un bel cemento, perché il cemento l'hanno inventato i romani, non armato chiaramente. E qui purtroppo vedete l'impronta dei mattoni triangolari che formavano le sponde dello speco. Sopra c'erano le tegole, sopra la terra. Quelli sono mattoni tagliati in due, sono dei mattoni molto particolari che nascono praticamente quadrati e poi vengono o spezzati a crudo o spezzati addirittura a cotto. Il nostro caso sono stati segnati a crudo con una linea e poi spezzati a cotto, indeboliti, e sono messi appunto a triangolo. L'acquedotto, cioè lo speco sotto dell'acquedotto di Via Canova, invece li ha tagliati invece non sulla diagonale ma sulla mediana, quindi sono dei rettangoli. Anche qui, ma se è stato costruito dalle stesse maestranze che hanno sbagliato, come mai utilizzo due tecniche diverse? Posso capire che magari la parte sopra più frettolosamente la ricostruisco, ma almeno gli stessi modi di costruire. È venuto fuori che anche la malta che compone il condotto, che qui purtroppo non vedete, che questa qui un pochettino più fine, ma è quasi andata via tutta, è diversa. È molto più fine quella del condotto di sotto, quella di sopra è più grossolana. Se siete olbiesi sapete che dopo un po' che scavate, la prima cosa che incontrate è il duro granito. In realtà l'hanno incontrato per metà, perché dove avete i piedi scende giù molto. C'era un dislivello naturale. Mentre invece a metà il granito invece è molto più su. Cioè qui io non ho visto il granito e sono sceso a 2,30 m. Lì dopo 60 cm c'era il granito. Quindi hanno evidentemente sfruttato una situazione orografica loro favorevole. Hanno tagliato un po' di granito sul declivio e poi l'altro hanno riempito. E tornava bene se io mi devo costruire dei pozzi. Ma a che cosa serve il pozzo? Ecco, vedete, questa per esempio è calce da forno. Calce cotta o cruda? E questa praticamente è quasi cotta. È un processo di calcinazione. Praticamente loro probabilmente l'hanno presa a Capofigari. Anche perché o Capofigari o Tavolara. Se no bisogna andare come primo posto di approvvigionamento su a Santa Teresa Gallura. L'istmo di Santa Teresa Gallura sono i 3 punti dove da sempre si è presa la calce per costruire. Diciamo che poi, ecco, dopo il periodo romano, un'altra buona cava di calce era Olbia. Tutte le necropoli con il marmo. Tutto il marmo di Olbia è finito in calce. Infatti c'è un relitto del 1800 trovato a Saline che portava i resti di frammenti di sarcofago verso Oloiri o Tavolara, ad uno dei due forni, per essere trasformata in calce. È affondato e siamo riusciti a recuperare dei bei frammenti che presto molti torneranno di nuovo al museo. Quello che voi vedete ora è praticamente il nucleus della cisterna. Come è stata fatta? Sì, hanno scavato, poi hanno fatto quello che facciamo ora. Hanno messo delle casseformi, hanno preso il cemento pozzolanico,
e l'hanno gettato. Ora ve li farò vedere. Intanto entriamo. Grande frattura che vedete in realtà non è nient'altro che l'acqua che scorreva ai lati della terra e che pian pianino si è mangiata le murature. E ora da qui vedete bene, se ci fate caso vedete le file digettate, guardate, vedete le bambe. Il cemento veniva fatto esattamente come oggi, quindi una parte di pozzolana, l'altra parte di nerde e acqua e sabbia. L'unica cosa che ci differenzia è che noi lo andiamo con l'acciaio. In realtà anche i romani lo armavano, ma col legno. Quindi questa cisterna viene scavata, vengono gettate le murature dentro cassaforma, poi viene centinata, cioè vengono messe praticamente delle grandi centine che servono per fare gli archi, e viene gettata anche la cupola è l'unica gettata. Lo vedete anche bene, e questo chiaramente è anche un po' la sua sfortuna perché non è molto spessa e tanto alle intemperie scoperta chiaramente l'acqua penetra e fessura praticamente il cementizio che così scoperto chiaramente che si danneggia. Quanti litri tiene questa cisterna? Se state fatti anche i calcoli, contiene 270.000 litri, quindi è praticamente quasi il triplo di quella in città. E questo significa tanto, ma sono veramente tanti litri, ma non solo. Riguardando bene tutta la cisterna si scoprono alcune cosine interessanti. Intanto dove entra l'acqua. E le cisterne, i due corridoi sono chiaramente comunicanti, come vedete si può passare dall'altra parte. Tutta la cisterna è rivestita con doppi tipi di calce, una più grossolana e poi lo minimo che quello lì. I cordoli sulla base sono fatti per rendere più impermeabile la parte inferiore. Questo è un cordolo originale? Sì, questi sono cordoli originali, neanche restaurati, tra altre cose. Sono tenuti benissimo. Questo è tutto. È fatto così. Questo cemento che Anche io. No. è costruzione. No, guardate, no, qui io ci tengo molto, le cose devono essere fatte fisiologicamente bene, ma in realtà non sono stati neanche ripresi. Questo è proprio anche il pavimento. Questo, dove si conserva meglio, è il pavimento originale. E vedete quanto è fine. Se fossimo 2000 anni fa, sarebbe lucido. Sarebbe perfettamente lucido, perché questo tipo di malta è così soda e così fatta bene che veniva stralucido. Doveva essere impermeabile, qua non si poteva perdere neanche una goccia d'acqua. Ma l'acqua da dove entra? Da lassù. Da dietro c'è una vasca di decantazione. C'è un condotto che dalla sorgente di Capo Abbas scende giù, arriva alla vasca di Cifini. La vasca di decantazione serve per far cadere foglie, un po' di terra e tutto, serve per far cadere i sedimenti, e poi a pelo dell'acqua entrava da lì e riempiva la nostra cisterna. La cisterna si riempiva tutta. Quel buco era agganciato ad un pozzo, quindi si riempiva per il sistema di comunicazione del pozzo, ma se vedete laggiù c'è un buco. Quel buco lì è troppo pieno. Ovviamente, quando si riempie tutta la cisterna, l'acqua esce da quel foro lì. In realtà si vede, non credo che lo riusciate a vedere, l'impronta della cosiddetta pistola plumbea. I romani usavano tubi, li usavano di metallo, anche questo po' che usano, coibentati addirittura con il sughero, aperta e chiusa parentesi, usavano tubi in legno, usavano tubi in ceramica e anche in piombo. Quelli in piombo forse li conoscete, qualcuno li conosce, perché dicono è stata la causa della fine dell'impero, perché porta saturnismo e la gente muore. Primo, i romani sapevano benissimo cos'era l'avvelenamento da piombo. Punto primo. Punto secondo,
Prima di avvelenarsi da piombo, che usavamo, anzi lei poteva usare nelle case vecchie, c'erano i tubi di piombo e si beveva da quei tubi di piombo. Non mi sembra che nessuno delle nostre sia morto di saturnismo. Perché? Perché ci vuole troppo tempo, ci vorrebbero 3 vite, 4, 5 per avere un minimo di problema, non portare quello problema. Quindi tutti i tubi erano fatti con queste piccole trube e qui la pistola usciva. Ma perché una pistola lunga? Perché non si sprecava niente. L'acqua che usciva di qua veniva reintrodotta direttamente da qualche parte. I romani non buttavano niente, anche l'acqua reflua, quella delle fontane appunto, veniva riraccolta e usata per l'irrigazione. E quando finiva quello, veniva portate dentro altre cisterne che venivano accantonate per quando ci sarebbero stati problemi di siccità. Non buttavano via niente. Qua usciva in una pistola lunga e quindi da qualche parte doveva andare. E anche questo mi ha fatto pensare, ma soprattutto, cosa serve il pozzolano? Cioè, vedete che qua è pieno di buchi. In realtà questi erano 2, ce n'erano 2 se non mi sbaglio. Poi il pianino è crollata e molto probabilmente la cisterna non era come la vediamo ora, doveva aver avuto un rivestimento e forse qualcosa sopra. Ci sarà stato sicuramente un punto di ispezione, perché da dove siete scesi voi non era il punto per scendere dentro la cisterna, dalle cisterne si arrivava sempre da sopra, perché avremmo creato un punto di debolezza, l'acqua sarebbe uscita, quella è stata fatta dopo. Quindi da uno di questi buchi probabilmente si accedeva e forse da uno di questi buchi c'era anche una gerra a pozzo. Perché l'acqua si poteva anche prendere, in realtà no, perché questa è una cisterna che quella dell'acquedotto qui non la toccava nessuno se non il curatore acque, perché è vero il miscelatore ce l'abbiamo noi, ce l'avevano anche loro, ma anche a Banoa c'erano loro. Cioè oggi a Banoa cosa fa? Ti manda la bolletta per l'acqua che ha consumato e poi cura tutto l'impianto idrico. Al tempo c'erano i curatori acque che ti davano la bolletta. Calcolavano la sezione della fistola plumbea in uscita e a seconda di quanto era grande la sezione che portava a casa tua, tu pagavi. Tutto era pagamento. Tanto che qualcuno all'inizio, soprattutto in Campania, certe cose non cambiano mai, aveva cercato di allargare il tubo in piombo, perché il tubo in piombo si allarga bene, morbido. E infatti dopo quello hanno iniziato a mettere quelli in bronzo. Bronzo ad alto tenore di stagno, in modo tale che neanche lo pieghi, si spezza. Così il manicotto non poteva essere manomesso. In realtà poi se leggiamo ci sono anche gli allacci abusivi, quindi si allacciavano praticamente al condotto. Ma sempre, noi non cambiamo mai. È una genialità anche questa. Quindi tutto non è cambiato. Ma quello che... Beh no, a parte gli sprechi. Lì non sprecavano, non sprecavano troppo. Quindi da qui usciva. A questo punto, perché il pozzo? Se poi dovevamo pescare, se era privata, la dovevamo pescare in qualche modo e poterla mettere, ecco, sta andando al nord, rimettere nell'edificazione del campo. Però sono tanti queste cittadine qui si trovano dove? Si trovano nell'Alto Romano, dove c'erano quelle famiglie senatoriali così ricche che avevano ville con centinaia e centinaia di schiavi e centinaia di ettari, per cui avere una riserva personale aveva un senso. Ma qui a Olbia, cioè, era una città importante, ma non così grande, tanto che infatti sia Rubens che Antonio Sancio avevano detto vorrei dire che la villa di Atte è vicina, perché è l'unica che poteva permettersi una cosa del genere. In realtà, grazie a tutti questi dati che abbiamo raccolto, sappiamo che non è così e ora vi faccio vedere una cosa. Questo qui è la prosecuzione dell'acquedotto, che è quello che arriva con i condotti lì, e che arriva fino al foro, cioè curvava, e mi hanno detto che le persone più anziane della città che si ricordano che ci eravamo dentro, spuntava questo cunicolo qui al cinema, dicevano. Si divertivano a entrarci dal cinema, quindi stiamo parlando di 50 metri. Ecco come erano fatti, vedete? O scavavano gallerie con il pale piccone, oppure se potevano lo facevano anche in trincea. E questo vedete proprio uguale, fatto nella stessa maniera, con le lastre attaccate.
Questa è di nuovo la nostra cosa. Chiaramente sono stati fatti anche dei rilievi stavolta tridimensionali completi. Qua vedete, più diventa blu più si inclina e tutta l'acqua viene portata nel buco perché poi va nel pozzo. Ma cosa c'è nel pozzo? Nel pozzo c'era questa. È una catenaria a secchi. C'erano due grandi ruote mosse o con forza animale o con forza eolica o con forza invece manuale, che facevano girare dei secchi che entravano dentro il nostro pozzo e girando si riempivano e poi venivano riversati. Questo è a Ponza nel 1940, quindi per dire Ne che ho questo conosciuta sistema... una ad Olbia negli anni 60, l'orto di Canniola cosiddetto. Fantastico. E girava l'asinello attorno al pozzo e questi secchi tiravano fuori, perché lui era un ortolano, un grande ortolano. È anche un gran tecnico, direi, perché non è una cosa normale. Però ecco, tanto di cappello, perché ancora negli anni 40 si usava questo sistema molto comodo. La gola dove portava? Portava dentro questa vasca. Una vasca di decantazione, perché nel momento in cui io tolgo fuori la roba potrebbe entrarci sporcizia e tutto, quindi nella vasca di decantazione tutti i limi stanno sul fondo. E poi vedete questo punto dove purtroppo hanno fermato gli scavi? Dovrebbe essere il primo arco di un acquedotto che partiva da qui e andava verso la città. Ecco come faceva l'acquedotto. Arrivava lo speco interrato, vasca limaria per togliere la sporcizia, entrava dentro la nostra cisterna, dal pozzetto veniva portato con un sistema meccanico, quindi catenare secchi, sopra la vasca B e poi un piccolo acquedotto su arcate lo portava verso la città. E perché non c'è più? Questo era l'intero tracciato del nostro acquedotto. Vi sembrerà all'incirca quello che conoscete, in realtà non è così. Una parte lo potete vedere anche nel canale Zozzò. Ci sono due diversi pezzi di acquedotto. E poi, cosa interessante, chiaramente Nerone, porto l'acquedotto, faccio anche le terme. Le terme, quelle centrali, non sono le più antiche, perché al centro c'era tutto l'abitato. Le costruiscono ai lati della città e sono quelle di Via Nanni, le prime terme. Per farlo però hanno bisogno di una cosa fondamentale. Le terme sono spettacolarità, hanno bisogno di pressione. Siccome l'acquedotto nel punto di Via Nanni, il primo acquedotto arriva a 6,20 m di altezza, il pelo dell'acqua, costruiscono una vasca con dei tubi di piombo che scendono giù e sottoterra arrivano fino alle terme. Questo gli dà la pressione per poter uscire bene. E la vasca che voi vedete è quello che è sempre stato considerato un pilone dell'acquedotto. Quello che nel giardino Sì. del dottor... Questo. Sì. Infatti, se vedete bene, c'è l'accenno di un arco, perché questo si collegava così all'acquedotto. C'era un arco, si collegava, c'era una vasca, la vasca serviva per fare andare a pressione dei tubi che sotto terra arrivavano fino a... Siccome i tubi sono in piombo, dubito che li troveremo. Però dentro la struttura ci dovrebbero essere. Queste erano le fisture saldate perfettamente, e spesso marchiate con chi le faceva. Cosa succede però? Perché l'acquedotto cambia? Perché cambia? Beh, tra il secondo e il terzo secolo d.C. una grande alluvione. Capita alle volte che ognuno abbia un bagaglio di esperienze diverse. Io ho lavorato chiaramente in Toscana, a Pisa, quindi versione alluvione quotidiana. E quando ho visto questo ho detto, ma questa è un'alluvione, perché quando ci sono alluvioni di grande portata, e sappiamo ora purtroppo a Olbia che ci sono anche qui, insieme alla massa di acqua c'è anche massa di fango, ma l'acqua è così alta che a pressione riesce a penetrare dentro le cosiddette tombe alla cappuccina, che sono sottoterra, non stavano fuori. Però il peso dell'acqua e il limo che portano estremamente fine penetra ovunque e entra dentro la tomba. E perché dico che è un'alluvione? Perché? E perché Rubens diceva che questa era una cosa quasi impossibile? Perché c'era una fiasca, c'era un unguentario in vetro che era attaccato al soffitto, soprattutto sopra la terra. Nell'acqua. Cioè la cappuccina chiusa, tutta piena di terra, è entrata l'acqua, c'era ancora il tappo, l'ha portata in cima, tutto il limo ha sedimentato, quando è sceso giù ha adagiato sopra il fango la cosa, il morto è perfetto sotto il fango. Questo mi dice che c'è un'alluvione mostruosa, perché per fare una cosa del genere, e qua ho
già avuto modo di pubblicare purtroppo scene di devastazione di questo genere qui tra Arno e Tevere, vuol dire che l'alluvione è stata micidiale. Beh, i piloni dell'acquedotto passavano proprio nella parte più paludosa della città, che è appunto il cosiddetto Porto Romano, no, nella parte di Fausto Noci. E quindi è molto probabile. Questa qui è in via Mameli, tra via Mameli e via dell'Acquedotto, sotto il Panetta. Anzi, è sul marciapiede del Panetta di via Mameli. Adesso è stata obliterata. Adesso è stata richiusa, ci hanno fatto passare i sottoservizi mentre facevano il passaggio dei sottoservizi. Non mi ricordo quali, trovarono questa, la scavarono tutta, documentarono tutto, grazie a Dio, infatti. Grazie a questo documentarono così bene che oggi possiamo usare quei dati per comprendere cose che non avremmo mai pensato neanche di capire. Quindi l'alluvione cambiano l'acquedotto. Ora per adesso vi faccio vedere il nuovo acquedotto, ma cambiano anche lo specchio interrato. Io non lo sapevo, ma ho fatto le mie ricerche chiaramente, perché non sono chiaramente un geologo, però ho interpellato i geologi e ho detto: ma signore, ma una grande alluvione può completamente sballare tutto il sistema della falda? Assolutamente sì. In Piemonte, dopo l'alluvione del Piemonte, addirittura hanno perso 9 metri di falda acquifera, scomparsa per sempre. E quindi sì, grandi eventi alluvionali possono completamente scombussolare anche quello che sono tutto il sistema di fonti di approvvigionamento dell'acqua. Molto probabilmente l'acqua che riempiva queste cisterne è diventata sempre più stagionale, tanto e devono essere però apparse delle fonti sul versante invece più verso la basa, e quindi hanno iniziato a prendere di là l'acqua, ma non buttano via niente. Evidentemente ancora la prima fonte dava ancora un po' di acqua, quindi cosa hanno pensato bene? Di tagliare l'acquedotto all'altezza di dove finisce il muro continuo. Infatti ci sono dei segni nel muro dove c'era una struttura per la gestione delle acque, e la cisterna la riempivano e la tenevano come riserva. Quando serviva, grazie all'azionamento meccanico, veniva caricata sopra l'acquedottino, portata lì, e forse lì c'era un'altra struttura di sollevamento che la portava sullo specchio del nuovo acquedotto. E così avevano una riserva d'acqua in più. D'altronde stiamo parlando di 270.000 metri cubi di acqua. Ecco qui, questi sono i due acquedotti sovrapposti, vedete che sono diversi. Si incontrano solo in via Canova. Ma perché non lo troviamo più? Semplice, l'hanno smontato per costruire di nuovo. Infatti in questa zona qui io ci sono andato e si trovano tutte le bozzette pulite oppure gli scarti. Cioè prendevano la bozzetta e tutta la calce la lasciano lì, ci sono solo segni di calce, ma non si trovano. Dove c'è la ferrovia? Sì, questa è la ferrovia, e questa è la ferrovia in realtà. E qui è una zona abbandonata, c'è gentaglia e tutto, c'è rovi, però dentro si trovano parti dell'acquedotto. Ci sono anche i piloni del nuovo acquedotto, quello di Terzi. Quindi questa è è il nuovo tracciato. In realtà anche lui deve, infatti vi devo portare per farvelo vedere cosa hanno fatto. Hanno creato una nuova vasca lunaria, chiaramente, perché quando esce da terra e va su in superficie, anche lì puliamo l'acqua che non si sa mai. Tutto su archi, vedete che poi gli archi diventano sempre più grandi, fino ad arrivare quasi a 7 metri stavolta in via Nanni. Il condotto che tagliava Sucugutto, che passava dentro Sucugutto praticamente, perché curvava. Una cosa che non vi ho detto: una volta che io faccio gli archi non posso fare le curve come voglio, non è che faccio curve a gomito su un acquedotto, non posso farli, perché più curve faccio più l'acqua prende velocità, ed è pessima cosa. Le pendenze sono estremamente precise, perché l'acqua deve scorrere ad una certa velocità e la portata deve essere di un certo tipo. Se io faccio curve aumento la velocità, quindi di solito gli acquedotti sono dritti. Per far curve posso utilizzare o le parti appunto sotterranee, che sono molto comode e non servono di archi, perché fare un arco curvo è possibile. Oppure, come hanno fatto in via Canova, se voi vedete l'ultimo blocco che c'è poco prima della strada, che in realtà è quello del primo acquedotto, lì c'era un gomito quasi a 90 gradi, perché c'era una vasca limaria sopra. Cioè l'acqua arrivava dentro una grande cisterna in cima a questo pilone, infatti il pilone è 3,20 m x 2,80 m,
una cosa gigantesca, che non si potrebbe spiegare altro che per questo. Molto probabilmente lì c'era tutto un sistema di chiuse, forse addirittura una fontana sotto, perché lì passava anche la via romana, e quindi molto probabilmente c'era anche una piccola fontana per i viandanti, per gli animali e tutto, ma soprattutto permetteva in modo tranquillo di far arrivare l'acqua lì, decantarla e poi girarla praticamente con un angolo che non si dovrebbe tenere invece con l'acqua corrente. Quello è stato demolito ed è stato spostato praticamente nei negozi che ci sono dall'altra parte di via, è nel piazzale del negozio che sta dalla parte opposta di via Aldo Moro. Dovrebbe essere là sotto quel grande pilone, e poi tagliare praticamente anche lì prima all'altezza dei cancelli del Fausto Noce davanti alla San Paolo. Passa dall'altra parte del canale del Zoo, cioè quindi abbiamo tutti e due i piloni da una parte e dall'altra, il vecchio e il nuovo è più in qua. Probabilmente si appoggiava sulle mura puniche, che dovevano essere all'incirca alte tra i 6 e i 7 metri, e quindi hanno sfruttato probabilmente anche quelle, e poi invece di passare sottoterra perché stiamo arrivando più alti, scavano un condotto in cima, proprio sotto l'asfalto della piazzetta tra via delle Terme, via Papandrea e via Acquedotto Romano, quella piazzetta lì. E arrivano all'albergo. Esatto, anzi arriva dentro l'albergo. C'era proprio il condottino, che tuttora c'è perché l'hanno preservato perfettamente, che si vede che entra dentro l'albergo. Sotto l'albergo c'era quello che veniva chiamato il castello acque, dove venivano messi tutti i pezzi di piombo per far dare la giusta quantità d'acqua alle diverse cose, acqua pubblica, acqua privata e via dicendo, e poi dietro ci sono le terme di Terzo. Probabilmente in quel periodo lì c'è una nuova, hanno ridisegnato di nuovo la città, forse a seguito dell'alluvione, e quindi costruiscono le terme centrali vicino al tempio di Melkart. Viene abbandonato lo speco che va verso il foro, perché probabilmente arriverà da qualche altro nuovo sistema idrico, e lo trasformano in cisterna, bucano una delle lastre di chiusura per far entrare i pozzi, perché probabilmente là sopra c'era una piazzetta. L'acquedotto viene ristrutturato ancora forse nel quarto, io volevo farvelo vedere, ma più andiamo avanti con i piloni troverete dei muri tra un pilone e l'altro. Significa che ad un certo punto hanno iniziato a cedere gli archi dell'acquedotto. Cosa hanno fatto? Hanno tamponato tutto proprio brutalmente in maniera grezza per reggere l'arco, e poi alla fine purtroppo abbiamo la nostra distruzione vandalica. Perché dico questo? Beh, intanto, e questo spero di poterlo presentare in un'altra sede, noi sappiamo che la flotta vandalica si è nascosta dietro Capofigari, perché ci sono ben 14 ancore tagliate. 2 sono i modi per trovare l'ancora tagliata: o tagli la corda, che viene da lì esattamente, cioè scappo perché sta arrivando un fortunale, oppure sto facendo un'operazione militare congiunta terra-mare sincronizzata, in cui io non ho il tempo di recuperare le ancore, ma le taglio per essere più veloce. Molto probabilmente nel momento in cui attaccheranno da terra i vandali e tutti gli altri che raccolgono solo vandali, da mare arriva la flotta. Ed è solo nascosti lì perché, se ben chi è di Olbia lo sa benissimo, che chi ama un po' il mare ci gira, se sei in quel punto lì, sotto la scogliera, puoi vedermi solo da Capo Ceraso. Se io ti tolgo Capo Ceraso sei cieco, perché c'è Figarolo davanti e non vedi cosa c'è dietro. E remando velocemente riesci a cogliere di sorpresa chiunque. Ma non solo, c'è un esercito a terra e quindi io asseto gli assediati, e la prima cosa che faccio è distruggere l'acquedotto. Il pilone di 3 metri e passa per 2 non cade, cioè non si rasa da solo all'altezza a 1 metro praticamente dal piano di campagna, perché sembra mangiato come un torsolo di mela, e gli altri pezzi sono tutti integri, perché ci sono dei blocchi veramente immensi. Se ci andate, e quello anche lì lo apriremo un giorno spero, vedrete che sono blocchi giganteschi che non possono essersi corrosi proprio in quel punto lì, attaccato al pavimento. Cioè è una cosa così grande che la devo abbattere. Ma non solo, ci sono tutti i pezzi lì, non è stato preso per utilizzare materiale di riempiego, intanto perché è cementizio per la maggior parte, quindi, e noi abbiamo i blocchi delle mura uniche, scherziamo, sono 1000 volte meglio. Quindi molto probabilmente iniziano a rompere proprio quello. Come si fa? Semplice: si prende una corda, la si porta dietro, la si mette su, e poi con gli animali o anche con tante persone si tira. Io lo mino con
con il piccone sulla base, un po' come si fa con gli alberi, e poi tiro. Cade l'angolo e anche se tu mi fai una sortita io non sono più in grado di ritirarlo su. Sei senza acqua, punto. Anche se appunto molti dicono che Olbia si stava spopolando, in realtà poi vedremo, perché adesso anche qui nuovi scavi stanno dando altre informazioni. Molto probabilmente quello che si vedeva come spopolamento era il post Vandali, o subito. In realtà ci sono fonti antiche che dicono che la Sardegna era usata come luogo di rifugio per tutti quelli che scappavano dal continente durante le invasioni. Infatti anche i monaci della Sardegna si spostano, cioè dall'Africa si spostano verso la Sardegna, perché il continente, la zona proprio dell'Italia, non era più sicura. Le isole invece pensavano fossero sicure perché questi signori hanno passato il Reno ghiacciato sopra dei cavalli e mangiavano la carne riscaldata sotto la sella. Questi non sapevano neanche come era fatto il mare. Il problema è che questi, in meno di 30 anni, riescono addirittura a fare un assedio terra-mare e con tutte le capacità di chi il mare lo conosce bene. Molto probabilmente devono aver preso le flotte lungo le coste italiane, inclusi i marinai, e d'altronde sono venuti, cioè ripeto, era gente che andava a cavallo, la loro cultura è tutta sul cavallo e sulle steppe, eppure quando faranno il regno dei Vandali avranno Cartagine e la Sardegna, quindi imparano a conoscere il mare, si piegano fondamentalmente alla marineria e riescono ad arrivare a tanto. Abbiamo trovato le tracce nello scavo di via Acquedotto che presentammo, ma ripresenteremo poi per bene. Abbiamo trovato addirittura la lancia vandalica, finalmente ho trovato il confronto in Polonia, pensavo addirittura fosse a Lana, perché c'erano anche loro, trovata dentro un tubo di una fullonica, dentro una fistula, perché stavano cercando se qualcuno aveva nascosto qualche sacchettino, qualche cosa lì, e gli si è spezzata la lancia. Poi, non contenti, hanno distrutto e raso al suolo l'intero edificio, che era 2 piani, abbiamo trovato tutti i piani uno sull'altro, e sopra un bel tesoretto che era nascosto dentro il muro, che non hanno visto, che è caduto sul primo piano. Quindi sappiamo che c'è stata la volontà di distruggere. Molto probabilmente anche questa si spiega. Hanno usato Olbia come esempio. Quando sono arrivati a Porto Torres, che stavano costruendo le mura, e a Cagliari, probabilmente si saranno divisi, e hanno detto, siamo nel 450, attorno al 450 arrivano a Porto Torres, vuoi fare la fine di Olbia? O apri le porte? Arrenditi. Tourist Libisoni si è aperto le porte, perché non abbiamo segni di distruzione. Sembrerebbe che anche Cagliari abbia aperte le porte. Ma perché apri le porte? Perché hai visto qualche cosa o sai di qualche cosa di così orribile che non vuoi provare anche te. E Olbia è questo. Le tombe che si trovavano su Acquedotto molto probabilmente sono le tombe dei morti che sono riusciti a recuperare, perché Tamponi, e ho trovato finalmente i passi, trova gente sotto i crolli. Se fosse successo in periodo punico o in periodo romano avrebbero tolto il crollo e dato degna sepoltura. C'è solo un momento in cui può succedere una cosa del genere, anche vicino al Tempio di Ercole, quindi non possono essere sepolture. Tempio centrale, nel cuore della città, proprio dentro le vasche hanno trovato i morti. C'è stata una distruzione violenta, così violenta che non si è potuto neanche recuperare tutti i morti, molto probabilmente la popolazione è disbandata. Più avanti parleremo di Pausania, che molto probabilmente sa Paolazza, Castrum Felicia delle Ravennate, e quindi Olbia definitivamente declina. Certo, verrà utilizzato il porto per quel che si può, perché è stato ridotto male. L'acquedotto ormai non può essere neanche recuperato, perché anche lì, se non fosse stato distrutto, in epoca medievale poteva recuperarlo. In tantissimi altri posti hanno continuato ad utilizzarlo. Perché a Olbia no? Che è anche leggermente fondamentale. Cioè, noi non siamo una regione con abbondanza d'acqua, anche se a Olbia ogni tanto c'era anche di più. Perché era stato reso inutilizzabile. E questa è la fine fondamentalmente del nostro grande sistema.